Parola senz'altro a Elena Maiolini dell'Università Ca' Foscari di Venezia, che tiene una comunicazione su 20 anni dopo i canti greci di Tommaseo e gli chants populaires della Grèce moderne di Claude Fauriel. Elena Maiolini è una giovane studiosa, beata lei, per il giovane, che si è formata in questo Ateneo, ha già, benché giovane, però ha già fatto parecchio, si è occupata in particolare di Claude Fauriel e quindi non è un caso che sui canti di Tommaseo e su quelli di Fauriel oggi ci dia la sua comunicazione. Le cedo senz'altro la parola. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Il titolo è appunto 20 anni dopo. In realtà lievemente meno di 20 anni sono passati da quando Tommaseo pubblica il suo volume greco di canti nel 42 e da quando invece era uscita quell'edizione in 2 tomi curata da Fauriel presso l'editore parigino Didot nel 24-25. Questi 2 volumi sono, come è noto, un riferimento imprescindibile per la raccolta di canti greci, non fosse altro per il fatto che più del 70% dei canti contenuti nel volume greco di Tommaseo derivano dalla raccolta di Fauriel. Di questi, Tommaseo nemmeno dà l'originale in greco, rimandando all'edizione del Fauriel. Questo stretto legame è stato già indagato, ricordo solamente un lavoro di Filippo Maria Pontani e uno di Donatella Martinelli a un convegno veneziano, appunto al convegno veneziano nel bicentenario dalla nascita di Tommaseo. Io faccio veramente solo una chiacchierata perché vorrei solamente dire qualcosa su quanto Tommaseo abbia fatto riferimento non solamente ai canti editi, ma abbia pensato a lungo anche ai canti inediti, lasciati inediti dal Fauriel, e poi presentare un panorama delle somiglianze, ma soprattutto delle differenze fra 2 raccolte che in realtà sono composte per tanta parte dallo stesso materiale. Avrete tra le mani, credo, una serie di fogli, se vi sarà utile seguire quello che dirò. Lì troverete alcune citazioni. Come diceva Donatella Martinelli prima, Tommaseo avrà senz'altro visto i 2 volumi di chants populaires di Fauriel in casa Manzoni, ma fu durante l'esilio a Parigi del 34-38, quando frequentò Fauriel, che nelle pagine del diario intimo è il letterato contemporaneo più citato e ne ebbe sempre assoluta stima. Fu durante questo soggiorno a Parigi che frequentò personalmente il Fauriel e frequentò anche i suoi corsi alla Sorbona. In quegli anni Fauriel tenne anche un corso sull'epopea omerica che legava strettamente alla produzione di canti popolari. E Fauriel maturò probabilmente anche in quel tempo questo interesse per la raccolta dei canti popolari e appunto nel volume greco riporterà poi quasi tutti i testi dei 2 tomi di Fauriel. Tommaseo però sapeva anche che Fauriel aveva lasciato parecchio materiale inedito che non era confluito nelle raccolte del 24-25. Era materiale che aveva raccolto nelle colonie greche di Venezia e di Trieste e altro materiale che gli era stato dato in seguito alla raccolta. Fauriel infatti pensò a lungo a pubblicare un 3° tomo di canti popolari e ne dà notizia, infatti, ne aveva già annunciato infatti nella prefazione al supplemento del 2° tomo. E doveva aver parlato di questo materiale a Tommaseo, che infatti cercando testi in vista del suo volume greco pensò di utilizzarlo. Lo sappiamo perché in una lettera a Marco Renieri confluita nelle Scintille si legge: «Vorrei raccogliere i canti popolari della Grecia che il Fauriel non diede e tradurli». Ma vi è anche una lettera di Tommaseo a Fauriel con richiesta di queste canzoni inedite. Non è datata, ma Gheorghios Zoras pubblicandola la collocava probabilmente nel 40. È il primo testo che avete nel foglio. Caro signor Fauriel, ella non dubita del mio memore affetto e crede che se questa mia viene a chiederle una grazia, non è solamente il desiderio d'ottenerla che me l'ha detta. Vorrei tradotte quante più posso canzoni greche, illiriche, toscane e corse. Delle greche e delle illiriche le inedite, con testo a fronte. So che delle prime ella n'ha, posso io sperarle? Dirò a chi le debbo e, le ottenga o no, del primo editore parlerò come vuole giustizia il cuore desidera, e infatti così farà. Fauriel però rifiutò i canti richiesti, non volendo sfoltire il gruppo che ancora meditava di utilizzare, e infatti gli scrisse da Parigi
che era affascinato dal progetto a cui Tommaseo stava pensando, ma che non poteva consegnargli i testi, benché fino a quel momento erano testi, dice Fauriel, di interesse limitato e di quantità limitata, tale da farne una raccolta, ma dice ora che da poco era venuto in possesso di un altro gruppo di testi che aumentavano la quantità e la qualità dei testi, e quindi meritava di pensare a questo tomo a cui stava lavorando, e il suo lavoro, dice, era già ormai in una fase avanzata. È il secondo testo che avete di fronte a voi e leggo dal punto 3. Si vous étiez ici auprès d'ici, je vous déléguerai volontiers ce travail qui gagnerait certainement beaucoup. Mais, obligé de poursuivre ce que j'ai commencé, toutes les pièces qui se trouvent entre mes mains, bonnes, médiocres ou mauvaises, me deviennent nécessaires. E quindi Fauriel nega questi testi a Tommaseo. In realtà Fauriel non fece mai questo terzo tomo, morì poco dopo, nel luglio del 44. Tommaseo si offrì poi di curare l'edizione dei canti che Fauriel non aveva pubblicato, ma l'entourage del francese accolse in modo freddo questo impegno. Si legge infatti nella biografia di Tommaseo sul greco Andrea Mustoxidi, è il terzo testo che avete di fronte a voi, dal punto 3. Erano al Fauriel stati dal Terzetti mandati altri canti per più compita raccolta, ma egli, prima di porvi mano, morì. Ritornato io a Parigi, richiesi a chi aveva i fogli dell'illustre uomo. S'altri non volesse, farei io. Ma costui, che non era francese, non vo dirne non che il nome e la patria, che le anime grossolane non sono di paese nessuno le gentili di tutti. Costui, con uno sguardo in cui s'accoglievano, più fulminei che potessero, l'abominazione e la burbanza, la pedanteria e la goffaggine, parve dire: tu saresti da tanto? Questo uomo era l'orientalista Jules Moll, tedesco d'origine in effetti, che 3 anni dopo la morte di Fauriel nel 1947 aveva sposato Mary Clarke, la compagna degli ultimi anni di vita di Fauriel, benché non avessero di fatto mai convissuto, che era la legataria dei manoscritti di Fauriel, di cui appunto Jules Moll avrebbe provveduto alla pubblicazione parziale, i corsi tenuti in Sorbona in particolare. L'edizione poi dei canti che erano rimasti esclusi dalla raccolta del 24-25 di Fauriel, da cui Moll aveva scoraggiato Tommaseo, fu poi intrapresa da altri studiosi, ma questa è un'altra storia. Dunque, nonostante questo enorme debito, la raccolta di Tommaseo fa però un uso molto diverso dei canti di Fauriel, tale da farne risultare una raccolta che ha una struttura e fornisce un'immagine complessiva assolutamente diverse. I grandi interessi di Fauriel sono infatti ridimensionati rispetto al diverso scopo della raccolta di Tommaseo. Manca innanzitutto l'obiettivo che era fondamentale per Fauriel di sostenere con la pubblicazione dei canti la lotta del popolo greco. Gli chants populaires, si sa, ebbero un successo immenso perché erano in grande sintonia con il fervore filellenico per l'indipendenza della Grecia. La guerra era scoppiata nel 21 e nel 21 Fauriel era a lezione di neogreco dal greco Piccolos a Parigi, e quindi probabilmente è proprio con questo fervore che parte la raccolta. E la tesi di questi 2 volumi, esplicita in ogni punto, è che il popolo greco è giunto al traguardo di una rinascita nazionale. Quando però Tommaseo pubblica i suoi canti popolari greci, l'indipendenza dello Stato ellenico è ormai riconosciuta, benché senz'altro il problema del complesso dell'identità nazionale non si sia risolto. Era poi fondamentale per Fauriel un interesse storico-culturale. Avete con voi alla pagina 2, ho riprodotto gli indici delle raccolte di Fauriel e del volume di canti greci di Tommaseo. I 2 tomi di Chants populaires erano concepiti per fornire un ritratto veritiero, sociale e culturale della moderna Ellade, che era sempre poco compresa e soprattutto spesso insufficientemente conosciuta. E tutto di questi 2 volumi mirava invece a fornire un ritratto veritiero. Quindi vedete, sono 2 tomi. Il primo tomo del 24 si intitola Chants historiques. Dopo una prefazione del traduttore editore si apre con quel lunghissimo, sono più di 100 pagine, e giustamente noto discorso preliminare di Fauriel, in cui fa un esame molto interessante della storia culturale, della storia della metrica, della storia delle credenze, degli usi dei greci.
E si chiude con la prima parte di canti in 2 sezioni, chanson cleftique, che sono le canzoni dei ribelli sulle montagne, e chanson historique diverse. Il tomo secondo invece del 25 contiene una serie di 7 canti storici che riguardano la seconda sezione della prima parte del primo volume, e poi è strutturato con 3 parti. La seconda parte chanson romanesque, troisième partie chanson domestique, quatrième chanson romanesque e poi il supplément. Tommaseo traduce passi molto significativi del discours preliminaire di Fauriel, relegandoli qua e là dove al bisogno nelle note. Ma l'organizzazione del suo volume mostra come l'interesse etnografico di Fauriel sia subordinato ad un interesse che io chiamerei morale, ma è insomma un interesse per la storia umana più interiore, relazionale insomma, e già questo si capisce scorrendo l'indice di Tommaseo. Dopo un appello al lettore, il libro è strutturato per 4 parti e guardate i titoli: l'amore, la famiglia, la morte, Dio. E poi si chiude con un appendice di distici che dicono appunto di questo interesse più per una storia umana più interiore. Principi dell'amore, vedersi, ansia del desiderio, dolori d'amore, lacrime, sospiri, sventura, rimprovero, separazione, amore e fedeltà. Quindi, se l'attenzione di Fauriel andava soprattutto a motivi storici, politici e secondariamente a quelli poetici, quella di Tommaseo è invece rivolta soprattutto agli aspetti lirici del testo. E questo possiamo osservarlo leggendo un canto di guerra. Fauriel aveva dedicato molte pagine del discorso preliminare a spiegare la storia dei Clefti, che letteralmente significa briganti, sono i ribelli che sottraendosi all'oppressione turca si rifugiavano sulle montagne dove costituivano bande armate presentandosi come i protettori dei contadini. E anche negli arguments che precedono i testi, Fauriel coglieva l'occasione per dire qualcosa di più particolare sulla storia dei Clefti cantati in quei versi, e solamente in chiusura di questi arguments si concedeva talvolta un commento sul respiro poetico del testo. Allora, leggiamo innanzitutto i versi che ho scelto, è il testo terzo, Risposta a tementi. Risposta a tementi è un canto compreso nella terza parte, la morte, sezione seconda, i teschi e i combattenti. Già il titolo è significativo perché traduce un testo che nella raccolta di Fauriel si intitola Stergios, o in greco Tu Stergiu, che è il nome di questo clefta, quindi un riferimento storico fin dal titolo. Vedete invece che Tommaseo traduce Risposta a tementi. E se i nemici anni passi e li preser gli albanesi, Storgio è vivo, di Pascià non si cura. Finché nevichi in le montagne, a nemici non ci rinchiniamo. Andiamo a soggiornare dove annidano i lupi. Né paesi gli schiavi dimorano, né piani coturchi. Per paesi i valenti han le valli e i deserti. Meglio che con gli ingiusti vivere con le fiere. Dopo una prima parte in cui Fauriel nell'argument spiegava la storia di questo Stergios e come si rapporta alla storia più generale dei Clefti, nelle ultime righe dell'argument Fauriel scriveva, avete il testo di fronte a voi, leggo dal punto 2. Ce n'est peut-être qu'un fragment dont la forme manque, mais complet ou non, c'est un morceau admirable, où l'âpre fierté du langage répond de tout point à celle des sentiments. Les montagnes sont poétiques et ont inspiré beaucoup de beaux vers. Mais j'en sais si l'on est d'aussi poétique que celles qui ont inspiré les vers dont il s'agit ici, et plusieurs autres de ces recueils. Tommaseo, che fa sempre riferimento anche agli argumenti di Fauriel, non mette nulla di tutta la storia di questo clefta e riprende solamente, dialogando con Fauriel, questo riferimento alla brevità del testo, e sono solamente queste 2 frasi che fa anticipare ai versi. Intero è il canto, ed è più interi che siano. Un verso di più impedirebbe l'impeto divino di questo affetto sdegnoso ma senza rabbia. Quindi vedete che l'interesse è tutt'altro. Vorrei dire qualcosa poi sull'interesse linguistico. Da protoeditore di canti popolari, Fauriel aveva preso delle posizioni di rilievo sulla delicata e dibattuta questione della lingua greca.
tale da meritare di essere esaminato accanto a Corais, il greco al tempo a Parigi. La lingua, anzi, era un punto fondamentale della tesi di Fauriel, a sostegno della quale progettò i 2 volumi greci. Ai viaggiatori contemporanei, infatti, i moderni abitanti della Grecia apparivano barbari e la questione non era da poco, perché si giocava anche sulla lingua, perché i viaggiatori del Grand Tour, che conoscevano bene l'Ellade classica, andando ad ammirarne le rovine, si trovavano di fronte degli abitanti moderni la cui lingua non riconoscevano nel greco moderno, nel greco antico che conoscevano bene, e il rischio era che ritenessero come era morta la lingua greca classica, così morto anche lo spirito del popolo, dopo secoli di dominazione di un popolo straniero come i turchi. Era di fatto la teoria della catastrofe, che al tempo aveva degli illustri difensori come August Wilhelm Schlegel. Fauriel invece mostra che il greco moderno non è così diverso dall'antico. Fauriel fu tra i primi a intuire la continuità tra le lingue, il fatto che le lingue mutino, e lo intuì sulla scorta di Bopp. E secondo, che i dialetti non impedivano l'uniformità linguistica della nazione. Come traduce Tommaseo dal Discours préliminaire, greci di qualsiasi paese si intendono alla prima, e la loro è lingua davvero formata ed una. Perché ciò si rilevasse dai canti popolari, Fauriel aveva compiuto alcune scelte editoriali nel passaggio dai manoscritti alla stampa, muovendosi verso un greco standard. Quindi si era proposto innanzitutto di uniformare dei testi senza alcuna regola scritta, in quanto produzioni destinate all'oralità, che per la prima volta erano di fronte alle pretese di un lavoro editoriale. E inoltre aveva regolarizzato le forme fonetiche dialettali, adeguando ad una norma panellenica le forme per cui invece nelle copie manoscritte si osserva più attenzione alla pronuncia. La raccolta di Fauriel doveva essere, infatti, si proponeva di essere anche un libro di studio del greco moderno, così è dichiarata nel prospectus che anticipa la raccolta. Come si comporta invece Tommaseo rispetto alla questione della lingua greca? Allora, Tommaseo aveva studiato greco moderno, ma in modo non sistematico, a 38 anni a Venezia nel 40 dal sacerdote Mazarakis. Sostenne in varie opere l'uso della lingua naturale del popolo, la dimotichi. Per esempio scrive: «Dacché il mondo è mondo, i popoli hanno sempre fatto le lingue», così nel supplizio di un italiano a Corfù, ma ci sarebbero molte altre citazioni di questo tipo che mostrano come fosse in linea con la posizione a sostegno appunto della dimotichi dell'amico Marco Renieri. E infatti nei canti greci si trovano affermazioni come quella che ho riportato al 4º punto del foglio che avete di fronte a voi. Ad Otti non chiediamo scusa dell'aver seguita sovente l'ortografia e la pronunzia del volgo, che son documento anch'esse alla storia della lingua ed entrano nella tessitura del verso, onde il correggerle sarebbe talvolta mutare il numero poetico o rallentarlo. Quando invece Fauriel aveva scritto nella prefazione al 2º tomo che aveva sostituito l'ortografia libera e, per così dire, individuale dei primi copisti ad un'ortografia autorizzata e fondata sull'etimologia, cercando di rendere i testi con le genre et le degré de correction qu'exige la langue usuelle, e quindi ristabilendo nell'ortografia le desinenze grammaticali che spariscono di solito nella rapidità della pronuncia. Quindi questo dichiaratamente. In realtà però nella pratica dei suoi testi in greco Tommaseo non sembra interessato a entrare nel merito della questione e presenta infatti soluzioni ortografiche varie. Si potrebbe infatti definirlo dichiaratamente neogreco per il fatto che segua spesso l'ortografia e la pronuncia del popolo, per esempio nel caso delle contrazioni. Ad esempio al verso che traduce da Fauriel, 3 uccellini posavansi sul dosso di Sant'Elia, annota Sant'Elia e scrive, avete di fronte a voi il testo, paragrafo 4.2, Ailian invece di Agiu Iliu. Tali contrazioni che la lingua volgare formò giova non rigettare. Quello che il popolo congiunse il letterato non separi. Ci si guadagna tempo, spazio, fiato, pazienza, idee.
Quindi il popolo come Dio, no? Ciò che il popolo congiunse, il letterato non separi. Allo stesso modo è molto da neogreco il fatto che sembra talvolta non avere pudore di mostrare delle forme regionali, che invece Foriel adeguava ad una norma panellenica. Infatti si incontra nel greco dei canti popolari di Tommaseo la chiusura talvolta del suono O in U, tipica dei dialetti eolici, che invece Foriel, che registrava nei manoscritti, nella stampa tornava a uniformare alla forma panellenica. Talvolta invece Tommaseo è incerto nella grafia del suo greco moderno. Per esempio si trova nei canti popolari greci l'incertezza nella grafia del suono I. Vi era negli scritti in greco volgare un'incertezza diffusa nella grafia di questo suono che poteva essere riprodotta da più lettere, ve ne ho riportate alcune. E negli chants questo causa la coesistenza di forme diverse degli stessi nomi, anche se spesso nei manoscritti si trovano ortografie che denunciano una trascrizione diretta del suono, che poi invece nel testo è riprodotto dalle vocali appropriate. Anche nei canti greci, ad esempio, possono convivere forme diverse del participio aggettivale kaimenos, ve le ho riportate, che convive accanto a forme con la y o con la iota. Oppure in una stessa pagina si può trovare gynekos scritto con la Y o con la iota. E poi invece talvolta molto arcaizzante Tommaseo, quindi alterna alcuni ammodernamenti con tratti anche molto arcaizzanti. Per esempio presenta talvolta il ni in posizione finale di sostantivi aggettivi che era scomparso da secoli. Anche Foriel lo aveva mantenuto nei canti popolari greci, ma nel discorso preliminare aveva dichiarato di aver avuto tutta l'intenzione di ometterlo, ma che i greci con i quali si era consultato gli avevano consigliato di mantenerlo perché sarebbe stata un'ortografia assolutamente insolita nella scrittura che avrebbe scioccato i loro compatrioti. Quindi Tommaseo talvolta lo ripropone. Si trova poi per esempio lo iota sottoscritto in ita, e anche questa è una grafia arcaizzante, ma lo è soprattutto quella grafia che Pontani chiamava assurda per l'articolo nominativo plurale femminile di ita con spirito e iota sottoscritto, che rispecchia nel suono i la pronuncia dell'articolo greco comune nominativo plurale maschile e femminile, cioè omicron iota, mantenendo tuttavia una forma più prossima a quella classica. Quindi nei canti greci siamo in presenza di soluzioni varie. Credo che la riflessione di Tommaseo sulla lingua dei canti popolari si possa ricavare in modo più fruttuoso e interessante sulle sue traduzioni. Come scriveva Donatella Martinelli, nella lingua della traduzione che si rapporta con l'originale, Tommaseo è sospinto a ripensare la lingua, le sue radici e la sua storia, e in questo fa riferimento al grande potenziale della lingua dimotica dei canti popolari. Mentre Foriel, che traduceva in prosa, aveva sempre depotenziato e normalizzato la lingua, interessato più al commercio delle idee, direi sulla scorta di Madame de Staël, e presentando la sua traduzione come un ponte verso l'originale. Chiudo dicendo qualcosa sull'interesse per la poesia popolare, che è invece veramente l'interesse comune a Foriel e Tommaseo, e in questo davvero Tommaseo segue le orme del francese. Victor Couson a Foriel, nell'ottobre del 23, scriveva per rassicurarlo che le canzoni greche erano degne del tempo che gli stava dedicando, e concludeva dicendo «Dégoûtez-nous de la poésie académique». Foriel infatti aveva voluto corrodere e rinnovare il buon goût letterario anche con altre traduzioni in cui si impegnò tra il 1810 e il 25, come la Parteneide di Baxen, le tragedie manzoniane e i profughi di Parga del Bercher, che sono titoli emblematici della temperie romantica con la tensione ideale e sentimentale, Baxen, o l'aspirazione all'indipendenza dei popoli vista nella storia italiana o nella storia greca. Gli sembrarono impegni secondari rispetto ai suoi studi sull'Europa meridionale, ma in realtà, morto Foriel, in una lettera al Sainte-Beuve, Couson riconobbe che era proprio qui che stava il suo gusto, il suo génie e la sua vocazione. Ecco, Tommaseo riprende e chiarisce alcune caratteristiche della poesia popolare proprio sulla scorta di alcune cose che aveva scritto Foriel. Per esempio, lo trovate al punto quinto, definisce la poesia popolare sintetica.
La poesia popolare non disperde né amplifica, coglie e raccoglie. In questa che è d'arte senti l'imitazione, rincontri parole ridondanti nei canti, nei canti delle montagne non trovi. Oppure, per esempio, ritiene che sia creativa come lo è la sua lingua e soprattutto che sia peu développée. In questo fare, che un francese chiama peu développé, è più poesia che in tutti i développement dei francesi. E la poesia del popolo illustra la poesia letterata e il moderno canto è commento agli antichissimi scritti. E credo che sia interessante vedere un parallelo con una cosa che aveva scritto Fauriel nel secondo tomo, il punto 3, circa la sua traduzione. On verra aussi que j'ai été forcé de recourir un peu plus souvent à la ressource des additions intercalaires pour adoucir un peu les sauts, i salti les plus brusques d'un style qui, pour le goût européen, n'est presque jamais suffisamment développé. E chiudo mostrando un confronto, è l'ultima pagina che avete, tra una pagina del discours préliminaire di Fauriel con la sua traduzione che Tommaseo pone in nota al canto Le memorie della morte, per cui Tommaseo richiama in parallelo i sepolcri del Foscolo e potete credere che il confronto non era a favore dei sepolcri del Foscolo. Nella traduzione, leggo da Tommaseo, leggiamo: questa poesia, dice il Fauriel, più commuove dove è la forma più semplice, più potente il sentimento, più vera l'idea. La rende più efficace il contrasto appunto fra la semplicità del mezzo e la pienezza dell'effetto, e par come da ammirare un'opera della natura. E fin qua tradotto in modo abbastanza fedele il Fauriel. Poesia non ammiserita dall'arte è simile all'aspetto di fiume corrente, di monte selvaggio, di grande foresta. Poesia non ammiserita dall'arte, che ho messo in corsivo, è traduzione del concetto che trovate nella colonna di sinistra in corsivo, vedete molto più lungo, in cui Fauriel faceva riferimento al concetto di génie, le génie en culte de l'homme, che è uno dei fenomeni anch'esso della natura. Questo riferimento al génie scompare nella traduzione di Tommaseo. Prosegue poi fedelmente dal punto 5. Gli è tanto difficile usare l'arte in maniera felice e fa tanta pena vedere tanta parte dell'intelligenza umana sperdersi in sforzi impotenti, che la bellezza semplice piace per questo appunto che l'arte non v'entra. Fauriel, vedete, aveva fatto di nuovo riferimento al génie e questo riferimento di nuovo manca. Concludeva Fauriel dicendo che più si conoscono produzioni di questo tipo in cui il naturale, il vero e il bello sono mancati a forza di ricerca, sont manqués à force de recherche, des soins et d'appareils, più si resta affascinati da produzioni in cui c'era un'immaginazione giovane e ardita. Chiudo leggendo la traduzione un po' più colorata, direi, di Tommaseo. Più l'anima è stanca di codesti voli dove lo studio ammazza l'affetto e più si compiace nei liberi voli di fresca ed agile fantasia. Grazie.